Non si tratta di uno scherzo, la Scala dei Turchi, l'incantevole falesia bianca che si erge a picco sul mare lungo la costa agrigentina, considerato uno dei luoghi più belli al mondo, è di proprietà privata. La perizia collegiale, eseguita per conto del GIP di Agrigento, Luisa Turco, dall'ingegnere Gabriele Freni, docente dell'Università di Enna Core, e dal geologo pasquale Massimiliano Mastrosimone, arriva alla conclusione che la Scala dei Turchi, da anni contesa dal comune di Realmonte e da un privato, non è di proprietà pubblica. È il quesito principale al quale sono stati chiamati a rispondere gli esperti nominati dal giudice nell'ambito dell'inchiesta condotta dal procuratore Luigi Patronaggio, che fra le altre cose doveva chiarire la titolarità della scogliera di Marna, famosa in tutto il mondo. Conclusi i sopralluoghi e l'esame della documentazione, i periti hanno riferito in aula gli esiti della loro relazione, composta da 57 pagine, nel corso dell'incidente probatorio, rispondendo al GIP, al PM Gloria Andreoli e agli avvocati Giuseppe Scozzari e Salvatore Palillo, difensori dell'unico indagato. La Procura, il 27 febbraio dello scorso anno, aveva disposto il sequestro urgente della Scala dei Turchi. Una persona allora era stata iscritta nel registro degli indagati. Si tratta di Ferdinando Sciabarrà, 73 anni, che sostiene di essere il proprietario della scogliera di Marna Bianca. La Procura gli contesta i reati di occupazione di demanio pubblico, invasione di area demaniale, omesso collocamento di cartelli di pericolo, violazione del codice dei beni culturali e danneggiamento al patrimonio archeologico. Gli accertamenti hanno fatto luce su tali aspetti. Per quanto riguarda la proprietà, il ragionamento in sintesi è che per una delle tre particelle la riconducibilità a Sciabarrà, ex dipendente della Camera Commercio di Agrigento, sia provata da atti pubblici. Sulle altre due, seppur non si riscontra un atto direttamente in merito alla proprietà, appare evidente che Sciabarrà ne vanta il possesso da diversi decenni, periodo durante il quale le amministrazioni pubbliche non hanno messo in atto, scrivono i periti, azioni volte all'acquisizione dei beni e di conseguenza neppure le altre due particelle sono pubbliche. Su un altro fronte, i periti sono stati chiamati a fare luce sulle attuali condizioni della scogliera e del percorso di accesso, anche alla luce del fatto che all'indagato si contesta di averne provocato il deterioramento. I sopralluoghi compiuti, scrivono sempre i periti nella loro relazione, hanno permesso di accertare che tale luogo abbia subito delle violenze inaudite dai visitatori che spesso hanno lasciato dei segni indelebili sulla porzione fruibile in periodi anteriori al sequestro.